Coach, servivano i 3 punti e i 3 punti sono arrivati, ma serviva anche una grande prestazione e una grande prestazione c'è stata. Sì, i punti importanti, la lucidità in campo, l'energia, 4% di errore solo in ricezione per tutta la partita, percentuali alti in attacco, 43% di efficienza, 10 muri, 17 muri che la squadra di Padova ha coperto, che sono tanti. Lì potevamo chiudere altri 3-4 muri per fare la partita ancora più facile. Pochissimi errori in battuta, 12%. Dobbiamo produrre ancora di più punti, però sono contento delle prestazioni e soprattutto dell'approccio, perché il primo set non era facile, assolutamente. Punto a punto, fino alla fine che arriva un ace di Donovan. Ma perché arriva l'ace? Perché nonostante che lui all'inizio partita faticava in attacco, è rimasto attaccato alla partita con l'approccio giusto, quindi ha risolto proprio quando serviva. Il secondo set molto bene, non abbiamo regalato nulla, muri, difesi, contrattacchi, dall'inizio bene, dal primo punto, set monodirezionale. Il terzo, di nuovo, loro giocano bene, 18-16, anche con un po' di fortuna perché abbiamo murato bene, loro hanno fatto qualche recupero in più e contrattacco. Alla fine di nuovo lucidità in campo, fino a un'altra serie di battute di Donovan che da 20 le ha staccate e ha fatto molto bene. Quindi sono contento delle prestazioni di tutti. I muri di Keita è diventato un muratore molto importante. Questo mi fa molto piacere perché adesso non si passa più da posto 4 facile.